Oggi è il giorno dell'autopsia di Elena Del Pozzo, la bimba di 4 anni uccisa a Mascalucia. Stamani l'interrogatorio di garanzia della madre accusata dell'omicidio e la reazione del padre. Il leader della Lega Salvini a Palermo con il neosindaco La Galla, Messina De Luca al fianco di Basile per la sua proclamazione. Al Consorzio di Agrigento la Fidapa e il metaverso e diritto e giustizia nell'ordinamento canonico. L'Acragas si appresta a percorrere l'ultimo bivio verso la Serie D, l'ultimo ostacolo da superare si chiama Martina Franca. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'omicidio di Elena Del Pozzo, la bambina uccisa a Mascalucia. Oggi il giorno dell'autopsia e dell'interrogatorio di garanzia in carcere di Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia. E oggi arriva anche la reazione del padre Alessandro Del Pozzo. C'è il servizio. Oggi è il giorno dell'interrogatorio di garanzia in carcere per la convalida del fermo di Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena di 4 anni, uccisa a coltellate a Mascalucia. L'indagata è accusata di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. E sempre oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo della bambina nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La procura e l'avvocato Gabriele Celesti, che difende la donna, hanno nominato i propri consulenti di parte. Martina Patti è sorvegliata a vista nella sezione femminile della casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. È stata più volte chiamata in infermieria per un supporto psicologico. Il suo avvocato seguirà la strategia difensiva della perizia psichiatrica, ma lei è serena e tranquilla, almeno apparentemente. Provato invece il padre della piccola Elena. Alessandro Del Pozzo racconta il suo dolore e la sua rabbia in una lettera in cui si legge: come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare. Sono distrutto, prosegue, mi sento un vuoto dentro incolmabile, ho sempre promesso a mia figlia che l'avrei tenuta al sicuro come ogni buon padre farebbe e avrei dato la vita al suo posto, l'ho chiesto a Dio, ma non accetta sostituzioni. Non potevo mai e dico mai pensare che l'avrei dovuta proteggere proprio da sua madre. Tutti parlano dell'amore della mamma, ma nessuno parla dei sacrifici che fa un padre. Martina è un mostro, non meritava una figlia come Elena, speciale ed unica in tutto. Elena vive ogni giorno dentro il mio cuore. Prosegue poi ancora Alessandro Del Pozzo: ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina, bensì ha messo Elena dentro dei sacchi della spazzatura, l'ha sotterrata, si è ripulita e ha pulito. Ha inventato un sequestro creandosi un alibi e ha colpito la sua macchina per inscenare un'aggressione. 24 ore di bugie. Un brutto incidente stradale si è verificato stanotte a Licata, in via Caduti in Guerra, dove un giovane del posto è rimasto gravemente ferito e si trova adesso ricoverato all'Ismet di Palermo in prognosi riservata con importanti lesioni interne al fegato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane a bordo della sua Smart avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare prima contro una BMW parcheggiata lungo la carreggiata e dopo il violento impatto anche contro il muro di recinzione di un'abitazione. Immediati soccorsi con il trasferimento prima all'ospedale di Licata e poi a Palermo, dove i medici mantengono riservata la prognosi sulla vita del ragazzo. Ricoverato al San Giacomo d'Altopasso il passeggero che viaggiava con il giovane. Le sue condizioni sono meno critiche dell'amico. Sul posto gli agenti di polizia del locale commissariato che si occupano delle indagini, rilievi anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Licata a supporto. A Licata la polizia ha denunciato alla procura 2 ragazze di 20 anni per lesioni personali aggravate. Un'altra ragazza ha denunciato di essere stata importunata e minacciata di morte da un gruppo di ragazze senza alcun motivo. Lei ha domandato il perché, la risposta è stata un'aggressione. Lei è caduta a terra e poi è fuggita riparandosi in un locale pubblico, aiutata dal titolare. Una delle 2 ragazze denunciata l'ha raggiunta e brandendo un bastone in legno l'ha minacciata ancora di morte, tentando di aggredirla ma trattenuta dal titolare. È intervenuta la polizia, lei è stata soccorsa in ospedale, 30 giorni di prognosi. Il racconto di lei, le testimonianze dei presenti, i video dei sistemi di videosorveglianza hanno incastrato le 2 ragazze denunciate.
Adesso la politica, il leader della Lega Salvini saluta a Palermo il neosindaco Roberto Lagalla. La Lega ha conquistato 3 seggi al Consiglio Comunale di Palermo e sarà parte della giunta del sindaco. Il leader del Carroccio ha commentato: "Sono felice ed emozionato perché mai la Lega nella storia d'Italia ha governato Palermo e Messina". Vediamo. Felice ed emozionato perché la Lega mai nella storia d'Italia ha governato il comune di Palermo e aggiungo il comune di Messina, e quindi ringrazio palermitani e messinesi per la fiducia data prima all'Italia, ringrazio i candidati. Qua c'è un sindaco con cui abbiamo già parlato di lavoro, perché c'è un buco lasciato dalla sinistra di alcune centinaia di milioni di euro su cui come Lega di governo siamo a totale disposizione per dare una mano, per offrire servizi ai cittadini. Quindi, finite le polemiche di una campagna elettorale da parte di qualcuno brutta e cattiva, non fatta sulla città ma fatta su altro, questo sole è di buon auspicio, quindi comincia un percorso che per quello che riguarda la Lega andrà avanti alcuni anni e siamo felici. Siamo qua per ringraziare Roberto, per ringraziare i palermitani, poi salutiamo senza tanti rimpianti Orlando e la sua squadra e si comincia a lavorare. Si riparte dalle emergenze per Palermo, il mio sindaco parlava di affrontare l'emergenza sepolture. Ne abbiamo parlato a tavola, una città occidentale nel 2022 non può avere più di 1000 bare insepolte e su questo la Lega ha approvato un emendamento che ha portato 2 milioni a Palermo, ma stavamo parlando del sindaco, non si capisce dove siano finiti sti 2 milioni, uno ride ma c'è poco da ridere, c'è il problema acqua, c'è il problema immondizia, c'è il problema lavoro, sono 70.000 percettori di reddito di cittadinanza che se dessero una mano con lavori per il comune alla città non farebbe male, quindi penso che già settimana prossima ci vedremo a Roma per cominciare ad affrontare alcuni di questi problemi. E quindi mi auguro che in tutti i comuni dove si va al voto contro le sinistre domenica prossima Fratelli d'Italia e Forza Italia diano una mano. Faccio l'esempio di Verona, dove il centrodestra unito vince col 60%, il centrodestra diviso perde. Faccio l'esempio di Parma, faccio l'esempio di Carrara. Tanti comuni dove mi auguro che gli amici Forza Italia e Fratelli d'Italia diano una mano. È in programma un incontro tra lei, Berlusconi e la Meloni? Fino a domenica prossima ci sono 38 città al ballottaggio e vista la scelta bizzarra del ministro Lamorgese di votare solo la domenica, vi lascio immaginare quanta gente voterà domenica 26 giugno in città con 40 gradi all'ombra. Quindi io da qui a domenica mi occupo solo di questi sindaci, poi dal 27 in avanti. E dopo? E poi ci occuperemo di tutto il resto. Anche delle regionali siciliane? Assolutamente sì, e ribadisco che per quello che mi riguarda sceglieranno i siciliani. Non arriveranno da me, da Milano, da Roma o da altre città imposizioni calate dall'alto. Mi auguro che il centrodestra in Sicilia trovi una candidatura unitaria che metta d'accordo tutti, perché uniti si vince. Palermo è la dimostrazione. Non faccio nomi e cognomi, bisogna trovare qualcuno che unisca, perché laddove il centrodestra è unito stravince, dappertutto, da Palermo a Genova, laddove il centrodestra è diviso, facevo l'esempio di Verona piuttosto che di Parma o Catanzaro, non vince. E quindi l'importante è trovare una candidatura che metta d'accordo tutti, che accontenti tutti. Federico Basile, il nuovo sindaco di Messina, alla proclamazione a Palazzo Zanca. Al suo fianco Cateno De Luca, leader di Sicilia Vere ed ex sindaco che si era dimesso motivando la decisione per gli ostacoli creati da un consiglio comunale ostile. Vediamo. Federico Basile 44.937, Maurizio Croce 27.416, Francesco De Domenico 22.593, Salvatore Totaro 2129, Luigi Sturniolo 1598. Si passa quindi a determinare la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, così come stabilito dalla circolare assessoriale, e a tal fine, accertato che il totale dei voti validi è di 98.673, determina la percentuale dei voti validi nella misura del 40%, che è pari a 39.469. Tenuto presente il disposto dell'articolo 3,4 legge regionale, in base al quale
proclamato eletto il sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi e che nessun altro dei candidati abbia conseguito un risultato pari o superiore al 40%, accerta che il candidato signor Federico Basile ha riportato tra tutti i candidati alla carica del sindaco la maggioranza dei voti validi, e cioè 44.937 voti validi, pari al 44,34%. Quindi il Presidente alle ore 11.45 del 16 giugno 2022 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Messina Federico Basile, collegato... Grazie Rossano. Che cosa vuole dire a chi non l'ha votata? Nulla, è una scelta democratica, la città si è espressa, ritengo che le percentuali siano chiare a tutte, quindi hanno fatto una scelta diversa, non premiando la continuità. Sono convinto che farò cambiare idea a chi non mi ha votato. C'è stata una campagna elettorale aspra per certi versi, c'è spazio per una riappacificazione, per un clima di serenità? Io questa asprezza onestamente non l'ho notata, anzi ritengo che lo stile non solo mio ma di tutti sia stato abbastanza pacato. Mi hanno detto il contrario, è stata una campagna elettorale in cui ci sono stati pochi scontri. Credo che potevano gli altri forse parlare un po' più di contenuti piuttosto che inasprirsi contro posizioni preconcette che non hanno giovato a nessuno. La squadra è già fatta, si inizia subito a lavorare, da che cosa? Lo ribadisco, il primo atto è la rimodulazione del piano, poi andremo col fabbisogno triennale del personale, faremo una ricognizione degli atti deliberativi fermi in Consiglio per rimetterli in pista e capire in questi 4 mesi cosa è rimasto al palo e cosa dobbiamo riportare in aula. Eravamo fiduciosi del lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni, quindi penso che il risultato conferma quello che noi abbiamo seminato e adesso stiamo raccogliendo i frutti in termini di risultati, in termini di consensi e in termini di cittadini che hanno confermato quello che noi abbiamo detto. Sono stati confermati nelle vostre liste alcuni consiglieri uscenti che nel corso della precedente amministrazione hanno deciso di appoggiare il progetto De Luca e poi tanti volti nuovi. Non c'è il rischio di magari avere delle persone che non hanno una preparazione adeguata, o voi avete lavorato anche nella composizione della lista tenendo conto proprio al tipo di ruolo che poi il consigliere comunale deve svolgere in aula? Ma noi abbiamo lavorato perché abbiamo formato i nostri candidati, noi li abbiamo preparati a quelli che era appunto il nuovo ruolo che sarebbero andati a coprire. Noi abbiamo fatto anche degli incontri formativi sia per i candidati sia per i futuri amministratori. Noi abbiamo in cantiere anche la formazione della scuola appunto per i pubblici amministratori, quindi noi stiamo lavorando ma non da oggi, noi abbiamo sempre lavorato sul territorio e i fatti dimostrano che dove abbiamo amministrato c'è stata sempre continuità anche dopo che Cateno De Luca è andato via. E si punta adesso alla Regione? Ma senza ombra di dubbio, già ieri sera è stato fatto un primo passaggio a Palermo, già siamo in campo da più di un mese, praticamente appena il nostro leader si è dimesso da sindaco della città, all'indomani già abbiamo iniziato a lavorare per la campagna elettorale per le regionali. Questa vittoria su Messina ci dà un'ulteriore spinta perché abbiamo dimostrato che si può andare oltre De Luca e si può andare oltre perché c'è sempre stata una buona amministrazione. Rinnovato il consiglio direttivo della sezione di Agrigento dell'Associazione Italia Nostra, l'avvocato Adele Margherita Falcetta è stata riconfermata presidente. Arturo Cantella. Adele Falcetta, presidente di Italia Nostra, un incarico che è stato rinnovato. Ecco, quali sono gli obiettivi della nuova presidenza di Italia Nostra qui ad Agrigento e provincia? Ci siamo messi subito al lavoro con un direttivo nuovo, pieno di entusiasmo e molto coeso.
I programmi sono tanti, naturalmente continuiamo il nostro impegno contro il progetto di realizzazione del rigassificatore, un impegno iniziato già tanti anni fa che ora prosegue e facciamo parte anche come Italia Nostra di un comitato costituito da più associazioni e cittadini che ha proprio questo scopo. E al di là naturalmente di quello che rimane il quotidiano impegno di tutela, abbiamo in programma anche delle iniziative culturali che copriranno sicuramente tutta questa estate. La più immediata avverrà il 23 giugno alle 17 al Collegio dei Filippini e ci occuperemo della figura di San Calogero da un punto di vista culturale, storico, un po' affronteremo gli aspetti sia della fede che della tradizione, della storia per quello che è possibile, e avremo due studiosi importanti che si occuperanno dell'argomento, cioè Settimio Biondi e Don Vincenzo Lombino. Durante il mese di luglio poi abbiamo anche in calendario la partecipazione alla presentazione di alcuni libri sono eventi che comunicheremo a breve, così come in preparazione un importante convegno che riguarda le torri medievali di avvistamento lungo la costa dell'Agrigentino. Ma c'è anche tanta altra carne al fuoco e via via renderemo noto quello che andremo programmando. La Polizia di Stato nel corso delle indagini preliminari ha eseguito 2 misure cautelari di custodia in carcere per traffico di sostanze stupefacenti a seguito del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'attività degli investigatori della squadra mobile ha avuto inizio nel mese di settembre 2021 ed è terminata a febbraio 2022. Durante le indagini, i poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile Nissena hanno eseguito più arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Inoltre alcuni giovani acquirenti sono stati segnalati all'ufficio territoriale del governo come assuntori di sostanze stupefacenti. Le attività di indagine di tipo tradizionale mediante l'uso di sofisticati sistemi tecnologici hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei 2 indagati. Pertanto il GIP ha ritenuto di dover disporre la cattura dei 2 indagati perché questi venissero condotti in carcere. Beni per un valore complessivo stimato di oltre 20 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia Salvatore Vetrano, imprenditore palermitano di 51 anni, attivo nel settore del commercio di prodotti ittici surgelati. Il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo è divenuto definitivo dopo il rigetto da parte della Corte di Appello di Palermo del ricorso avanzato dal 51enne. Il patrimonio dell'imprenditore era già stato sottoposto a sequestro tra il 2013 e il 2014 su proposta del direttore della DIA e oggetto di successiva confisca nel 2019. Dalle indagini infatti sarebbe emersa la contiguità ad elementi di spicco di Cosa Nostra, con una scalata imprenditoriale inserita all'interno di una commistione di interessi tra mafia e impresa. Diversi collaboratori di giustizia, inoltre, avrebbero confermato che le attività imprenditoriali erano state realizzate grazie all'appoggio e al sostegno di Cosa Nostra in cambio di una quota da versare periodicamente o dall'eventuale disponibilità ad assumere personale. L'imprenditore sarebbe così riuscito, negli anni, ad accumulare un ingente patrimonio immobiliare e aziendale incrementato da finanziamenti erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, a cui è riuscito ad accedere, e da una persistente condotta elusiva degli adempimenti fiscali connessi alla propria attività commerciale, spiegano ancora gli investigatori. Passano così al patrimonio dello Stato l'intero capitale sociale, il compendio aziendale di
di 5 società di capitali attive nel settore della commercializzazione di prodotti ittici e in quello immobiliare, 13 tra appartamenti, magazzini e terreni a Palermo, Carini, Trabia, Marsala e Sciacca, il corrispettivo delle vendite di un immobile, 2 imbarcazioni e un'auto, libretti nominativi, conti correnti bancari, depositi a risparmio, investimenti assicurativi e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in oltre 20 milioni di euro. Covid. Antonio Cascio, infettivologo e primario del Policlinico di Palermo, spiega perché la nuova variante Omicron 5 è pericolosa per i più fragili. Vediamo. Ormai siamo abituati agli scherzetti che ci fa il Covid. Omicron 5 sta sostituendo Omicron 2. Omicron 5 è più contagiosa rispetto ad Omicron 2, quindi verosimilmente diventerà la variante prevalente. Di fatto non è più virulenta, quindi non provoca una malattia più grave rispetto ad Omicron 2, però l'attenzione deve essere mantenuta alta soprattutto dalle persone che più fragili, dagli immunodepressi, dai grandi anziani, dai grandi obesi. Per tutti gli altri io mi sento di dare un messaggio di serenità, fermo restando che tutti devono essere stati vaccinati con la terza ed eventualmente con la quarta dose. Diciamo che la Sicilia in questa fase rispetto ad altre regioni d'Italia è un po' indietro con la terza dose e con la quarta dose e con le dosi per i ragazzi. Ed è anche per questo che in Sicilia attualmente ci sono tanti più casi rispetto che in altre regioni. I ricoveri negli ospedali, dicono, stanno aumentando in maniera significativa, ma l'attenzione deve essere tenuta alta. Quindi serenità sì, attenzione tanta soprattutto dalle persone fragili, dai grandi anziani e dai grandi obesi. Allarme e criminalità a Cianciana, diversi furti d'abitazione in particolare hanno spinto il sindaco Francesco Martorana a chiedere al prefetto di Agrigento la convocazione del comitato provinciale dell'ordine pubblico e della sicurezza. Sarà mia cura, dice il primo cittadino, a informare la cittadinanza degli esiti di tale iniziativa. È chiaro, ho raccolto subito il grido d'allarme della popolazione, considerato che nel nostro comune, dove mai si sono verificati episodi di microcriminalità, negli ultimi tempi si sono registrati numerosi furti. Chiederemo al prefetto Maria Rita Cocciufa di potenziare i controlli in città per far ritrovare la giusta serenità alla popolazione. Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento dell'isola di Lampedusa è intervenuta per il crollo del tetto della piscina comunale. Sul posto, per le proprie competenze, chiamati i Vigili del Fuoco e il responsabile dell'ufficio tecnico. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il sito in attesa di ulteriori necessari interventi. Nessun ferito. Dopo l'ondata di sbarchi nelle ultime 48 ore ha portato a Lampedusa oltre 1.600 migranti, il ministro dell'Interno ha avviato le operazioni di trasferimento per liberare o comunque provare ad alleggerire l'hotspot di Contrada Imbriacolo ormai al collasso. In mattinata sulla banchina Todaro del molo di Porto Empedocle è approdata la nave Diciotti con 602 migranti a bordo. Si tratta dell'imbarcazione della Guardia Costiera nota per le vicende che nell'estate 2018 portarono l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ad essere indagato per le ipotesi di reato di sequestro di persona aggravato e abuso d'ufficio. I carabinieri della compagnia di Agrigento, unitamente militari del centro anticrimine Natura e a quelli della stazione di Ioppolo Giancazio hanno effettuato serrati controlli in alcune attività commerciali. Al setaccio 3 tra bar e ristoranti. Il bilancio al termine dell'attività è di 73 kg di alimenti sequestrati perché risultati scaduti o non idonei al consumo. In uno degli esercizi i carabinieri hanno riscontrato anche la mancanza della documentazione necessaria per la somministrazione al pubblico di cibo. Al Consorzio Universitario di Agrigento l'incontro di studio sul tema diritto giustizia nell'ordinamento canonico. Arturo Cantella.
Un incontro di studio si è svolto oggi presso il Consorzio Universitario di Agrigento sul tema diritto e giustizia nell'ordinamento canonico. Diversi e qualificati relatori che hanno discusso sul tema. Abbiamo iniziato con questo convegno di oggi in forma seminariale la prima di una serie di occasioni di confronto che partono sul rapporto ormai complesso fra la società civile e il mondo delle religioni. Ci occuperemo oggi del come è cambiato il diritto canonico, ci occuperemo poi della famiglia, delle famiglie ricostruite e poi della tutela del pluralismo religioso. Non a caso ne iniziamo a discutere con due studiosi come Monsignor Sciacca e l'Arcivescovo di Agrigento che ci onorano della loro presenza, che sono ovviamente i primi interlocutori a una riflessione che non guarda semplicemente alla normativa ma anche ai cambiamenti dentro la società. Il mio punto di vista mi sembra eccessivo, io sono qui per un saluto riconoscente di questa iniziativa proposta qui dal Consorzio Universitario insieme all'Università di Palermo per diciamo, un po' attirare l'attenzione e su questo tema sempre attuale, anche se antico, rapporto diritto-giustizia nello specifico inserito nell'ordinamento canonico, una bella tavola di riflessione. Io darò un saluto, ascolteremo poi l'intervento qualificato di Monsignor Sciacca, che è di lunga esperienza, ma voglio sottolineare la bella opportunità per la nostra Agrigento, no? Dove si può parlare di cultura, di promozione culturale, perché sappiamo essere sempre sensibili al nostro patrimonio e poterlo presentare con diverse sfaccettature, così come questa ben organizzata oggi. Ma io sono stato invitato gentilmente dal professor Ferrante dell'Università di Palermo, che mi pare operi in questo polo universitario, che rappresenta, mi sembra, una risorsa notevole per Agrigento, per il territorio, soprattutto per la popolazione studentesca che può appunto formarsi senza sottoporsi a faticosi viaggi, a costose trasferte, a presentare un libro che avevo scritto qualche mese fa, è uscito, sì, è un libro tecnico in verità, ecco, I nodi di una giustizia, problemi aperti nel diritto canonico, edito dal Mulino e prefato dal cardinal Casper, Walter Casper, che molti conoscono, cardinale tedesco, teologo, una certa età ma di grandissima levatura intellettuale e di notevole apertura mentale, e postfato da un siciliano illustre, il dottor Paino, che è presidente emerito del Consiglio di Stato. Ma prescindiamo dal libro, vero? Insomma, che affronta tematiche giuridico-canoniche abbastanza specifiche e che potrebbero anche non essere di interesse così generale. L'argomento che mi è stato affidato di trattare può avere un qualche interesse per chi ama, appunto, sente il problema della giustizia. E mi sovviene in mente un'espressione di Sciascia, visto che siamo in una terra alla quale lui certamente non era estraneo, che si definì in una sua opera ossessionato tutta la vita dal problema della giustizia. Perché in fondo, insomma, la giustizia coinvolge le esistenze dei singoli, le vite concrete, vuoi perché da essa si riceve quel che dare a ciascuno il suo, ecco. E vuoi perché se ci si allontana, ovviamente, si rischia seriamente di essere sanzionati, quindi è qualcosa che non lascia appunto indifferenti, estranei. E tratteremo brevemente, così come si può fare in una conversazione, senza nessuna pretesa di completezza, di esaustività, il rapporto tra legge e giustizia. Ecco, perché la legge ovviamente ha un fine,
raggiungere, perseguire la giustizia. Il mio intervento si limiterà a introdurre un po' il tema del convegno odierno e un po' a presentare quelli che sono i relatori, in particolare Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Sciacca, che è venuto appositamente da Roma, perché lui è un alto esponente della Curia Romana e quindi ci illustrerà da par suo, anche perché ha un curriculum di tutto rispetto che lo ha portato a ricoprire vari ruoli all'interno dell'amministrazione della giustizia della Chiesa, e quindi ci illustrerà un po' quello che è il tema di oggi, che è il rapporto tra diritto e giustizia nell'ordinamento canonico. Un rapporto non sempre facile, perché sappiamo che diritto e giustizia spesso rappresentano due poli, spesso contrapposti, spesso alternativi, ma che nella Chiesa, devo dire, si riesce in qualche modo a coniugare molto bene, anche grazie a un'applicazione del diritto che è, come dire, addolcita, se mi passa l'espressione, dalla misericordia. Quindi in qualche modo il diritto non diventa un valore assoluto, un valore a sé stante, quasi un feticcio da venerare come accade negli stati per esempio secolari, specialmente in quelli totalitari, ma diventa uno strumento duttile e malleabile che permette di realizzare quello che è il fine vero del diritto canonico, cioè la salvezza delle anime, attraverso un'applicazione, come dicevo prima, temperata dalla misericordia. E questa è una tematica centrale, noi chiaramente l'abbiamo guardato all'interno del diritto canonico, dove il rapporto tra diritto e giustizia è fondamentale ed è uno dei principali angoli appunto prospettici, ma il rapporto diritto-giustizia riguarda tutti gli ordinamenti e dove c'è giustizia non ci può che essere il diritto, e dove c'è il diritto non ci può che essere giustizia. E però spesso nella percezione i due concetti sembrano in qualche modo non sempre coincidenti. Ieri la FIDAPA a convegno, sempre al Consorzio Universitario di Agrigento, un appuntamento tematico sul metaverso. Oggi vi mostriamo un consuntivo dell'iniziativa. Arturo Cantella. Ecco, un consuntivo di questa manifestazione che ha visto tante personalità della FIDAPA, ma non solo, bravi relatori a questo convegno su Meta Viaggio tra due mondi. Sì, ecco, adesso le idee sono molto più chiare su che cosa è il metaverso, ma sono più chiare anche le mie convinzioni, che il metaverso sicuramente agevola tutto quello che possono essere le transazioni commerciali, i rapporti commerciali, quindi si va sempre più verso un mondo digitalizzato dove i ricchi saranno più ricchi, mentre determinate categorie verranno poste ai margini della società. Chi non riesce ad avere una transizione digitale, una cultura digitale, è destinato a rimanere fuori dalla società. Mentre invece mi è piaciuto molto l'intervento del professore sulla realtà aumentata, sullo spazio aumentato, perché contestualizza la digitalizzazione di determinate situazioni all'interno di uno spazio reale. Quindi diciamo sono più propensa per la realtà aumentata piuttosto che per la realtà virtuale, perché ritengo che le differenze tra di noi, i confronti debbano avvenire su un piano reale e non su un piano virtuale. Sì, una importantissima iniziativa, come generalmente è solita fare questa associazione della FIDAPA. Oggi ancora di più, perché oltre alle autorevoli presenze del territorio e anche regionali si sono registrate presenze autorevolissime del multidistretto nazionale. Ma quello che è più importante da sottolineare è l'argomento che è stato scelto, un argomento difficile, complesso, articolato, molto poco conosciuto, che già nel fatto stesso di avere il coraggio di affrontarlo ci sta tutto il significato dell'impegno sociale, culturale e anche economico per i risvolti che può avere della FIDAPA. Noi siamo stati particolarmente lieti di sostenere questa iniziativa, di patrocinarla, di mettere a disposizione i nostri servizi, perché crediamo in questo impegno di formazione culturale e di diffusione di tutto quello che riguarda la innovazione tecnologica. Oggi si è parlato tanto di intelligenza artificiale e sicuramente Agrigento necessita anche di queste occasioni di crescita che ben vengano. Noi continueremo a dire. Il tema è molto interessante perché il metaverso può diventare o uno strumento di crescita sia economica che di contatti virtuali ovviamente, oppure può trasformarsi in un grande bluff. Questo lo scopriremo nei prossimi anni, ma di certo è importante cercare di capire
questa nuova realtà virtuale cosa può dare in termini anche di conoscenza, in termini di know-how, in termini anche di nuova visione di un mondo che è cambiato, che sta cambiando e noi non dobbiamo restare indietro, non dobbiamo averne paura, dobbiamo conoscere per saperlo affrontare. Oggi impegnato in questa iniziativa che coinvolge diversi club service FIDAPA, non solo dell'Agrigentino ma anche della Sicilia, ecco, lei darà il suo saluto all'iniziativa. Sì, è importante che l'università si apra a tutte le realtà culturali, alle istituzioni ma anche alle associazioni che costituiscono un patrimonio, non dico invisibile, ma prezioso e disseminato nella provincia e all'interno della città, per cui credo che l'università si debba aprire e debba creare delle relazioni con tutti gli operatori culturali che possono, diciamo, elevare dal punto di vista culturale, dal punto di vista del progresso civile questo territorio. Quindi sono lieto di dare i saluti e rappresentare una vicinanza da parte dell'università che sicuramente vorrà collaborare e accoglierà tutte le proposte possibili. Il sindaco di Agrigento oggi saluta questa iniziativa della FIDAPA, dei club service presenti non solo ad Agrigento ma anche della Sicilia. Sì, sono qua per un saluto istituzionale, porto i saluti dell'intera giunta, dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale e lodevo anche le iniziative che portano avanti le signore, le ragazze del FIDAPA. Si parlerà di metaverso e il modo di come concepire il futuro e anche l'imminente futuro. Penso che un argomento del genere sia abbastanza attuale e dobbiamo iniziare ad affrontare queste problematiche proprio in virtù di quello che potrà succedere dopo. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Torna dalla prima alla seconda domenica di luglio la festa di San Calogero ad Agrigento. Vediamo. Agrigento è pronta a celebrare la festa di San Calogero anche se in una versione diversa. Non si potrà salire sulla statua all'uscita della chiesa per abbracciarla e baciarla, un rituale che rende caratteristica la festa dedicata al Santo Nero, ma anche questa volta sarà diversa a causa del coronavirus. 2 anni fa non era stata celebrata e lo scorso anno fortemente ridotta. La decisione di vietare gli abbracci alla statua arriva al termine di una riunione in prefettura con i rappresentanti della questura, dell'ASP, della Curia, dell'Associazione dei Portatori. In campo dovrebbero scendere le forze dell'ordine per evitare disordini e tentativi di salita e i portatori dovranno fare da barriera. Ci saranno dopo 2 anni anche le tradizionali bancarelle che, come avviene sempre, fanno da corollario alla festa di San Calogero. Lo scorso anno non si è svolta la processione, niente lancio del pane, niente fuochi d'artificio, nessun bagno di folla. Il simulacro di San Calogero uscito dal santuario e tutto è avvenuto sottotono a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. 2 anni prima, nel 2020, quando erano stati vietati tutti i festeggiamenti a causa del Covid e il santuario era rimasto chiuso, si era svolta una processione abusiva, una piccola vara con sopra un San Calogero in miniatura era stata fatta sfilare per le vie della città dei Templi, una processione non autorizzata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Si erano verificati assembramenti e troppe persone senza mascherina con la Digos che aveva le indagini e visionato le immagini e video. Vennero allora denunciate 8 persone. Adesso l'appuntamento, come da tradizione, le prime 2 domeniche di luglio. È stato presentato a Calamonaci il libro La gloria e la prova di Totò Cascio, il bambino protagonista del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Vediamo. Era un desiderio, un bisogno che avevo da diversi anni e poi è venuto il tempo per mettere tutto nero su bianco. Sono davvero contentissimo, mi sta dando tantissime soddisfazioni ed è molto bello girare in tutta Italia, in lungo e largo, ed è qualcosa di bello. E grazie a Nuovo Cinema Paradiso è arrivata la gloria e poi nella mia vita è arrivata la prova, che sarebbe la retinite pigmentosa di cui parlo nel mio libro, di cui non avevo mai parlato. E questa prova l'ho trasformata pure in gloria, grazie all'affetto delle persone, al successo del mio libro, ed è un messaggio che mando di speranza, di consapevolezza e di coraggio. Sicuramente questa è un'opportunità di riflessione
su quello che è lo stato poi che il diversamente abile vive ogni giorno, i problemi con cui si scontra nel quotidiano, quindi io credo che qui tutti insieme, la politica ancora una volta deve essere in primo piano e deve rendersi disponibile per poter risolvere i problemi, abbattere le barriere architettoniche, dare loro la possibilità di vivere con meno ostacoli possibili, e quindi questa sera è veramente una opportunità intanto per raccogliere quella che è l'esperienza personale di un giovane che ipovedente passa da questo momento di gloria, nato con un film col protagonista, all'essere poi ogni giorno protagonista di difficoltà, di ostacoli e quindi di tutto ciò che poi la vita reale ti riserva. Ecco, quindi attenzione di lavorare in questo senso per cercare di venire incontro a persone che già la vita le ha provate duramente, burocrazia, politica e quant'altro dovrebbero invece alleggerire e trovare percorsi più celeri e più aperti. Questa proposta da parte di Totocalcio l'ho subito accolta molto favorevolmente, appunto per parlare di disabilità visiva. Tra l'altro lui ha scritto un bellissimo libro che è stato abbastanza pubblicizzato e già discusso in altre sedi. Questo è uno dei tanti incontri che faremo in questo periodo estivo, che è quel periodo più favorevole appunto a livello culturale, che anche la cultura dopo 2 anni di pandemia che era stata un po' tralasciata, stiamo iniziando a intraprendere. Questa sera Totocalcio ci sta dando l'opportunità di riflettere un pochino su qual è la condizione della persona ipovedente o non vedente, soprattutto quando questa si instaura a un certo punto della vita, come nel caso suo, che era arrivato alla gloria e poi ha dovuto avere questa prova alla fine. Quello che dobbiamo cercare di capire è come fare a rendere possibile per queste persone una vita più normale possibile, quindi un occhio all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto anche all'inclusione sociale nei ruoli amministrativi, nei ruoli anche dirigenziali. Oggi il paziente non vedente, ma come in generale il paziente con delle disabilità, possono rappresentare delle vere e proprie risorse per l'amministrazione, perché sviluppano delle capacità che spesso non sono presenti nei soggetti normali. Calcio, l'Akragas si appresta a percorrere l'ultimo miglio verso la Serie D. L'ultimo ostacolo da superare si chiama Martina Franca, un avversario duro, quasi sicuramente il più duro tra quelli validi sino ad ora affrontati. Carmelo Lentini. È iniziato il countdown che vale una stagione, la Serie D tra Martina e Akragas. Entrambe le squadre, rispetto alla gara d'andata del Seneto e vinta dal Gigante per 3-2, si presenteranno al completo nei ranghi. Una gara da dentro o fuori che potrà esaltare o vanificare gli sforzi profusi da una delle 2 compagini. A quest'ultimo appuntamento stagionale si presenta con una grande voglia di chiuderla in bellezza e la voglia è davvero tanta. Questo venerdì la squadra ha effettuato il suo ultimo lavoro in sede e alle 14 è partita in pullman alla Volta di Cosenza, dove soggiornerà e sabato effettuerà l'ultimo lavoro di rifinitura prima della partenza alla Volta di Martina. In casa Akragas, bocche cucite sul probabile schieramento e sull'atteggiamento che dovrà tenere sul rettangolo di gioco. Le uniche cose che si sanno è che circa 200 tifosi biancazzurri saranno presenti al Tursi di Martina per trasmettere il necessario calore ai propri beniamini. Ma vediamo quali sono le ultime novità in questa intervista con il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Ma le sensazioni sono positive, il gruppo sta bene, abbiamo recuperato tutti. Oggi stiamo facendo il penultimo allenamento, domani mattina faremo l'ultimo allenamento della stagione all'Esseneto e poi ci sposteremo su Cosenza dove inizia la trasferta per Martina. Cosa ha detto alla squadra? Che gara si aspetta domenica? Ma mi aspetto una gara dura contro un avversario importante, penso che sia una gara sulla falsariga di quella vista domenica. Tra 2 squadre che sciorinano un buon calcio e poi dopo i 90 minuti speriamo che il risultato ci sorriderà. Il Martina Franca visto all'Esseneto che avversario è? Ma come ti dicevo un avversario tosto, una squadra ben messa in campo con elementi di valore, è una squadra che ha vinto il proprio girone, si è ritrovata a fare i playoff
pur non dovendoli giocare, secondo il mio avviso. Diciamo che abbiamo trovato la squadra più forte che c'era da incontrare nei playoff. Che partita servirà domenica da parte dell'Akragas? Ma come si suol dire, servirà la partita perfetta. I ragazzi ne sono consapevoli, il mister e lo staff la stanno preparando bene. Poi ripeto, ci auguriamo che i nostri tifosi, come sono certo, ci seguiranno, perché avremo di bisogno anche di loro. Ecco, spendiamo 2 parole per i tifosi biancazzurri che stanno preparando questa trasferta. L'Akragas non sarà da sola a Martina Franca, vi saranno oltre 200 tifosi a sostenere e a supportare la squadra. Ma guarda, non vorrei ripetere sempre le stesse cose. Agrigento è una piazza che poco c'entra con questa categoria. Se ce n'era di bisogno, domenica ne abbiamo avuto un'altra dimostrazione e sono stato il nostro 12° uomo in campo, e sono sicuro che domenica ci daranno una grande mano d'aiuto. Mister, dunque la partita più importante della stagione in quel di Martina, contro una squadra che ha dimostrato di essere molto esperta, lo ha dichiarato anche lei che è una squadra molto esperta, però il semplice fatto che è stata battuta vuol dire che è battibile. Sì, l'ultimo alto, l'ultima gara della stagione, una gara che ci può consentire di fare il salto di categoria. L'avversario non è perché l'abbia detto io che è esperto, parla la carta, parla la grafica dei giocatori. È una squadra di grande valore, una squadra che ha dimostrato nella sofferenza di sapere rimanere a galla. Noi dobbiamo essere più bravi chiaramente ad avere più equilibrio. Ho visto una squadra, la mia, che in alcuni frangenti della gara, soprattutto quando il risultato era di 3-1, sembrava che fosse la mia squadra sotto di un gol, di 2 gol, e quindi invece dobbiamo essere molto più bravi a non concedere quelle ripartenze che sono proprio l'arma migliore del Martina. Sappiamo che la gara sarà una gara studiata da ambedue le parti, sappiamo che sarà una gara tosta, mi aspetto una partenza forte da parte degli avversari anche per via dell'ambiente che troveremo, però onestamente per via anche del fatto che la mia squadra ha sempre affrontato le partite più importanti con grande determinazione, sono molto fiducioso, perché l'essere sereni è frutto del lavoro settimanale che fanno questi ragazzi e della loro disponibilità. Ecco, la settimana come è stata trascorsa? Cosa raccomandate ai propri ragazzi? È stata una settimana un po' come tutte le altre, ripeto, bisogna avere l'ansia giusta, bisogna avere la pressione giusta, mai eccedere in nulla, perché poi diciamo, se eccedi nella pressione della gara potresti risentirlo poi dentro il campo, quindi abbiamo preparato la settimana come tutte le altre, sappiamo che è l'ultima, sappiamo che non ci sono più margini di errori e quantomeno li dobbiamo abbassare. Però la squadra si è allenata bene. Oggi partiremo, affronteremo la trasferta nel miglior modo possibile. La società ci sta mettendo a disposizione tutto quello che concerne la preparazione di una gara come una finale. Devo ringraziare proprio la proprietà perché ci sta permettendo di partire il venerdì, facciamo tappa a Cosenza e poi il giorno dopo ripartiamo per Martina, quindi nulla al caso, si lavora sui dettagli. Perché sono convinto che poi lavorando sui dettagli i risultati arrivano. Il 3-2 dell'andata, che vantaggio è per l'Akragas? Un vantaggio di avere vinto una gara. È chiaro che sappiamo un po' tutte le probabilità, tutte le possibili combinazioni. Sappiamo che la partita può durare più di 90 minuti, quindi dobbiamo preparare la gara anche in funzione di quello. Speriamo di non arrivarci e che il risultato ci sorrida già al 90°. Le tue sensazioni quali sono alla vigilia della partita? Guarda, le mie sensazioni sono positive per via del fatto che la squadra la vedo lavorare bene, con concentrazione, con silenzio, c'è grande applicazione dentro al campo. Abbiamo visto un po', le ho definite errorini, però sul gol magari si guarda soltanto l'errore eclatante, che può essere quello del centrocampista che perde palla, ma da lì ci sono errori di concetto, ci sono errori di collettivo, ci sono errori di reparto sulla transizione difensiva, quindi
abbiamo visto le immagini della gara di domenica, le abbiamo analizzate assieme ai ragazzi. E sappiamo e abbiamo provato altre soluzioni perché abbiamo visto anche qualcosa dell'avversario, lo conosciamo meglio, l'abbiamo visto dal vivo, quindi anche loro ci conoscono meglio, quindi sarà una bella gara, anche perché l'avversario è di grande valore, l'avversario è organizzato, l'avversario è ben allenato, in una piazza che diciamo allo stesso livello dell'Agragas, con tifosi molto, molto caldi. Inciderà il caldo, ma inciderà il tifo. Mi aspetto che come viene chiamato il gigante venga numeroso a Martina, sono convinto, perché sono il valore aggiunto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.